Per quanto riguarda invece la preparazione preoperatoria, sicuramente si arriva al trapianto nel momento giusto. Ogni paziente ha il suo, chiamiamolo timing, deve essere pronto ovviamente psicologicamente, perché è importante che il paziente sia ben consapevole di cosa sta ricevendo, perché a me piace dirlo sempre, questo è un dono, nel senso che tante volte noi lo diamo per scontato, ma il tessuto che trapiantiamo a queste persone è un tessuto preziosissimo, perché è un dono da un'altra persona, e quindi deve essere il momento giusto nel quale la patologia proprio lo richiede, perché c'è una riduzione dell'acuità visiva, quindi non deve essere proposto un trapianto troppo presto, perché comunque espone il paziente ad uno stress chirurgico, a dei rischi. Non deve essere fatto troppo tardi, perché poi i benefici sono più difficili ovviamente da raggiungere, e deve essere proposto nel momento in cui il paziente è pienamente consapevole. Detto questo, e questo è fondamentalmente un lavoro nostro, di noi medici, di noi equip che ci dobbiamo sincerare appunto di questo, detto questo, il paziente nel momento in cui è serenamente pronto può essere sottoposto a questo tipo di interventi. Come dicevo, il mondo della trapiantologia è totalmente cambiato, tutti i trapianti che facciamo sono sempre approcciati in senso lamellare, quindi diamo la possibilità al paziente di sottoporsi a interventi che vengono fatti in anestesia locale, che hanno dei tempi di recupero molto veloci. L'intervento in sé dura dai 40 ai 50 minuti, non viene sottoposto all'anestesia generale, il che è una cosa molto positiva per il paziente, perché dal punto di vista sistemico non ci sono grossi problemi nel riprendersi appunto dall'intervento. L'anestesia è locale, quindi viene fondamentalmente addormentata una parte limitrofa all'occhio, e il recupero post-operatorio generalmente dipende dal tipo di intervento a cui il paziente viene sottoposto. Gli interventi di tipo endoteliale, cioè quelli nei quali andiamo a ripristinare la parte più interna della cornea, hanno dei tempi di recupero più veloci. Noi pratichiamo sull'occhio soltanto 2 piccole brecce di 2 e 4 mm, e quindi non dobbiamo utilizzare punti di sutura particolarmente evidenti che debbano rimanere per molto tempo nell'occhio, ma li asportiamo nell'arco di 20 giorni, e il tempo di recupero generalmente si aggira intorno ai 15-20 giorni per il grosso della visione, mentre la visione fine continua a migliorare sempre costantemente anche nelle settimane successive. Per quanto riguarda invece i trapianti lamellari anteriori, che sono quelli che vengono praticati in caso di keratocono per esempio, o in caso di distrofie corneali di tipo granulare, o di distrofie corneali chiamate maculari, nelle quali lo stroma è principalmente interessato da delle cicatrici, e qui vedete un caso di un paziente che è stato appunto sottoposto a questo tipo di intervento. Ecco, le suture devono rimanere per un po' di più tempo, intorno ai 12-14 mesi, però il paziente non avverte la presenza di queste suture, perché sono suture estremamente sottili, intracorneali, che praticamente non generano nessun problema, nessun discomfort lacrimale, nessun problema appunto al paziente. Ci servono per guidare la cicatrizzazione del lembo nel decorso post-operatorio, sono fondamentali e tante volte sono lo strumento giusto per regolare gli astigmatismi che ovviamente nel post-operatorio dobbiamo in qualche modo gestire.